E allora a tutti di nuovo un buon pomeriggio da parte mia, Edoardo, un saluto e bentrovati qui a Montebelluna, alle piscine Chiara Giavi. È la prima giornata, venerdì 3 gennaio, pomeriggio di finali del 25esimo Memorial Chiara Giavi, nonché secondo trofeo Giovanni Menegon. Manifestazione organizzata dalle società Montenuoto e Montebelluna Nuoto con il patrocinio del comune di Montebelluna, le collaborazioni di Comitato Chiara Giavi, Comitato Regionale Veneto e Federazione Italiana Nuoto. Già abbiamo ricordato il programma, nello stesso ordine le finali delle batterie nuotate questa mattina al termine di tutte le finali assoluti maschi, quindi per blocco le relative premiazioni. Al termine staffetta 4x50 stile libero mixed. E quindi andiamo a presentare la giuria al lavoro in questo pomeriggio, a partire come sempre dai giudici arbitri Loris Vittoria di Treviso e Paola Belloni di Trento. I giudici di partenza per il settore femminile Tommaso De Bortoli di Treviso. Per il settore maschile Mirko Antoniol di Treviso. Il coadiutore della giuria è Francesco Bertola di Verona. Il cronometraggio sempre automatico e manuale a cura della Federazione Italiana Cronometristi, Associazioni di Venezia e Treviso, direttore del servizio Enrico Zucchetta. È presente in piano vasca per garantire e assicurare l'assistenza medica il dottor Marco Roncato. Bene, allora io ringrazio la giuria, buon lavoro a voi, potete prendere posto in piano vasca, un grandissimo in bocca al lupo a tutti voi ragazzi e buon divertimento al gentile pubblico, un saluto anche a chi ci segue in streaming sul canale YouTube e sito ufficiale del Comitato Regionale Veneto, un saluto e un ringraziamento anche qui al mio fianco a Luca, il DJ e le speaker Maddalena e Federica. Direi che manca davvero poco, giusto il tempo di prepararsi e poi dare il via ufficiale con la prima finale, è quindi questione di pochissimi secondi per partire con i misti. E allora ci siamo pronti per dare il via e accogliere le prime protagoniste, finale assoluta femminile 200 misti. Presentiamo le atlete: corsia 1 Elisa Franceschi, Gymnasium Pordenone; corsia 2 Letizia Facca, Gymnasium Pordenone; alla 3 Melissa Romare, CN Wisp Bologna; corsia 4 Alice Groppo, Montebelluna Nuoto; alla 5 Alessia Capitanio, Triestina Nuoto; corsia 6 Giulia Maria Vedovato, Idros; alla 7 Sofia Conte, Idros; corsia 8 Matilde Dalmas, Rarinantes, Venezia.
E allora partiti, si assegnano quindi le prime medaglie, il record del lontano 2009 di Francesca Segat, 2:10:78. Miglior tempo in batteria, corsia 4 Alice Groppo, 2:23:24, su Alessia Capitanio questa mattina 2:23:48. Siamo quindi alla conclusione della frazione farfalla con Alice Groppo in vantaggio, 29,52 la sua frazione, su Letizia Facca 29,85, Giulia Maria Vedovato in terza posizione. Abbiamo quindi la frazione del dorso, Groppo in corsia centrale, Letizia Facca in corsia numero 2, atleta di Gymnasium Pordenone. Quindi ci avviciniamo a un nuovo cambio, la transizione quindi dal dorso alla rana, virata dei 100 metri. Alice Groppo frazione 35,17, Letizia Facca 36,39, Alessia Capitanio 36,08. Si avvicinano con la frazione della rana le avversarie, ancora un buon margine di vantaggio per Alice Groppo verso i 150 metri. Alice alla 4, Alessia alla 5. Alice Groppo 41,82 la sua frazione, Alessia Capitanio che tantissimo si avvicina per Triestina nuoto in corsia 5. E siamo quindi all'ultima virata per l'assegnazione delle prime medaglie, il primo titolo di questa edizione 2025 del Memorial Chiara Giavi, ed è subito vittoria del team casalingo. Alice Groppo per Montebelluna nuoto si aggiudica questa prova. Qualche istante per avere i riferimenti cronometrici aggiornati, ancora che non abbiamo a disposizione, quindi ragazze nel frattempo liberate pure la vasca. Adesso provvediamo a esporre o altrimenti comunicarvi i tempi prima di proseguire con la prossima finale. Quindi un attimo di pazienza e verifica in corso di questa finale appena conclusa. Certa comunque la vittoria di Alice Groppo su Alessia Capitanio, da capire ovviamente i tempi, che è la cosa principale e fondamentale. Poi quando sarà tutto sistemato potremo proseguire. Ricordo ragazze di rimanere vicine alla zona podio, perché dopo la finale maschile andremo subito a consegnare le medaglie, quindi ragazze vicine al podio. Grazie.
Allora abbiamo i riferimenti cronometrici, quindi Alice Groppo 2:18,79, Alessia Capitanio seconda con 2:20,17, terza Letizia Facca 2:21,79. Poi rimando al sito Finveneto per il riepilogo completo di questa finale, Alice, Alessia e Letizia vicine al podio. Detto questo possiamo proseguire e chiamiamo la prossima finale 200 misti maschili. Presentiamo gli atleti. Corsia 1 parte Federico Rizzardi, centro nuoto Torino. Corsia 2 Filip Lindner, Sport Club Meran. Alla 3 Razvan Gabriel Nae, Idros. Corsia 4 Samuele Ostanello, Idros. Alla 5 Cristian Ardemagni, Sporting Lodi. Corsia 6 Diego Molinari, Vissauro Nuoto Team. Corsia 7 Alessandro Zoccolan, Triestina Nuoto. Non parte in corsia 8 Andrei Stojanowski. Quindi ancora Groppo, Capitani e Facca, ragazze in zona podio, premiazione al termine della finale, adesso in acqua. Il record del Memorial è dell'anno scorso di Cristian Ferraro, 1:58,62. Miglior tempo questa mattina, Samuele Ostanello in corsia 4 del Idros. Si porta in vantaggio con la prima frazione della farfalla. Il portacolori dell'Idros a inizio, quindi adesso la frazione del dorso. Frazione del dorso allunga e incrementa ulteriormente il portacolori dell'Idros, che si presenta quindi in nettissimo vantaggio alla virata dei 100 metri, quindi dietro di lui vicini corsia 5 Ardemagni rispetto a Linder che occupa la seconda corsia. Samuele Ostanello, migliore stagionale agli assoluti di Riccione al 16 novembre, 2:1,46. Siamo quindi ai 150 metri, al termine, la conclusione anche della frazione rana, con Ostanello troppo più forte, nettamente in vantaggio. Dietro si rivoluziona un po' la situazione con Rizzardi che risale in seconda posizione, dietro Linner in terza. Ancora manca purtroppo il supporto del cronometro, ma sono abbastanza chiare e definite le posizioni, e quindi vittoria netta per distacco di Samuele Ostanello, che si impone sui misti maschili per i colori della Idros, su Federico Rizzardi in seconda posizione e Filip Lindner in terza. Portate pazienza ragazzi, purtroppo qualche problema tecnico ancora, comunque se non ci sono squalifiche sono confermate le prime tre. Invito pertanto anche Ostanello, Rizzardi e Linder ad avvicinarsi alla premiazione. Adesso avremo queste due premiazioni dei 200 misti, cercheremo di ripristinare e risolvere il tutto per partire poi con lo stile libero. Quindi di nuovo Groppo, Capitanio, Facca insieme ad Ostanello, Rizzardi e Lindner invitati in zona podio. Grazie.
Allora invitiamo anche Davide Quaggiotto vicino al podio per la consegna delle medaglie. E allora ci siamo, andiamo al podio a consegnare le medaglie. Davide Quaggiotto, consigliere del comune di Montebelluna. Cerimonia di premiazione 200 misti femminili. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Gymnasium Pordenone, Letizia Facca. Seconda classificata, la medaglia d'argento per Triestina Nuoto, Alessia Capitanio. E prima e medaglia d'oro, vittoria per Montebelluna Nuoto col tempo di 2:18:79, Alice Groppo. Cerimonia di premiazione 200 misti maschili. Terzo classificato, medaglia di bronzo per Sport Club Meran, Philipp Lindner. Secondo classificato e medaglia d'argento per il Centro Nuoto Torino, Federico Rizzardi. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per l'Hydros Oderzo, Samuele Ostanello. E allora abbiamo l'ok per proseguire la prossima finale in arrivo, 50 stile libero. Ragazze! Presentiamo queste finaliste: in corsia 1 Alessia Mazzoni, Futura Club Prato, corsia 2 Atena Campagnolo, Arca Team, corsia 3 Zoe Favero, Montebelluna Nuoto, corsia 4 Ginevra Vittoria Basso, Ravidantes Venezia, corsia 5 Anna Maria Bostan, Arca Team, corsia 6 Sofia Benetti, Città Sport Vicenza, corsia 7 Vittoria Gestri, Futura Club Prato,
e alla 8 Noemi Ruggia, Sporting Lodi. Record del 2011 di Giorgia Biondani, 26,59. Ginevra Vittoria Basso in corsia 4, 27,01 nelle batterie, chiaramente favorita l'atleta della Rarinantes Venezia. Ginevra Vittoria Basso in corsia 4, 27,26 si aggiudica questa finale per la Rarinantes Venezia. Attendiamo anche tutti gli altri riferimenti cronometrici di questa categoria ragazze. Intanto vi chiediamo gentilmente di liberare la vasca. Allora ragazzi, giusto per spiegare, no? Perché è anche giusto rendere i partecipi, sostanzialmente tutti i tempi ci sono, non è che sono persi e sono automatici, quindi di piastra il problema è solo a livello di esposizioni e di tabellone, quindi né voi li vedete esposti né io qui in postazione con il computer collegato. I tempi ci sono disponibili, sono al centesimo e regolari assolutamente di piastra. Si sta cercando naturalmente di risolvere questo problema il prima possibile, ma naturalmente rimandiamo poi al sito ufficiale per avere tutti i dettagli e i risultati. Io aspetto comunque un ok, sempre un cenno da parte di giuria e cronometraggio per poter proseguire. Mi scuso a nome di tutti, naturalmente portate pazienza, ma i ragazzi ovviamente sono al lavoro per ripristinare il tutto. Abbiamo una serie di finali davanti, tutto il blocco dei 50 si è libero e poi via via gli altri stili, quindi ancora non abbiamo qua i riferimenti cronometrici qua sul computer e sul video della finale appena conclusa. Certa ovviamente la vittoria di Ginevra Vittoria Basso, ma naturalmente si sta lavorando per ripristinare il tutto. Questo doveroso per spiegare a voi purtroppo questi ritardi e problemi tecnici, qualche istante di pazienza ancora per proseguire con il resto del programma. Grazie.
Allora, intanto ragazzi vi comunico, vi aggiorno che sul portale Finveneto comunque ci sono tutti i riferimenti, ad esempio 50 stile, basso Bostan Favero, 27-26, 27-76, 27-81 e così via, anche i misti per avere tutto il dettaglio, quindi aggiornato, ripeto sono tutti tempi di Piastra acquisiti regolarmente, il problema è solo a livello di esposizione di PC e tabellone elettronico, ma sul portale attualmente mi dicono che potete ritrovare tutti i risultati ufficiali delle 3 finali nuotate questo pomeriggio. Allora ragazzi, proseguiamo intanto con le finali, eventualmente andrò io in qualche modo a leggervi i tempi, ma dobbiamo per forza proseguire, quindi chiamiamo i 50 stile libero ragazzi nati 2011.
In corsia 1 parte Giovanni De Faveri, Nottoli nuoto 74. Corsia 2 Alberto Samogin, centro nuoto Le Bandie. Corsia 3 Mattia Donà, sportivamente Belluno. Corsia 4 Leonardo Frasson, Adria Monfalcone. Corsia 5 Mattia Colla, Onda Blu. Alla 6 Leonardo Braini, Triestina nuoto. Corsia 7 Riccardo Mantani, Polisportiva Riccione. Corsia 8 Alessandro Boni, Sporting Lodi. Partiti allora con questa finale dedicata al primo anno ragazzi, 2 atleti sotto i 26 questa mattina, Frassona alla 4, Colla in corsia numero 5. Siamo nella vasca di ritorno, sono proprio loro due, ancora Frasson leggermente davanti e si va a completare in corsia numero 4, Leonardo Frasson si aggiudica questa finale dell'anno 2011, compare il suo 25-21. (25-21) quindi Frasson, 25-52 per Mattia Colla, 25-95 in corsia 3 Mattia Donà chiude in terza posizione. Ragazzi, liberate pure la vasca e noi proseguiamo con la prossima finale, 50 stile libero ragazzi 2009-2010. In corsia 1 Alessandro Nerviani, sportivamente Belluno. Corsia 2 Tommaso Moro, centro nuoto Le Bandie. Corsia 3 Riccardo Corbo, Idros. Corsia 4 Lorenzo Bertolo, Arca Team. Alla 5 Alberto Scandiuzzi, Rarinantes Venezia. Alla 6 Nicolò Cappellini, SC Nuoto. Corsia 7 Marco Ceschin, Nottoli nuoto 74. Alla 8 Raulo Olteanu, Arca Team. In acqua la finale ragazzi, record di Francesco Peron 23,43 del 2016. Lorenzo Bertolo, Arca Team, si è guadagnato la corsia centrale, ma insomma sono tutti lì in corsia 5 a farla da padrone questo pomeriggio. Alberto Scandiuzzi della Rarinantes Venezia a vincere nettamente con 23,56. E quindi adesso dovremmo vedere anche gli altri riferimenti. Lorenzo Bertolo con 24,20 corsia 4, Nicolò Cappellini in corsia 6 con 24,36. Quindi chiamiamo la prossima finale, sono i 50 stile libero junior femmine.
E per la finale junior, corsia 1 Marta Bennati, Futura Club Prato, 2 Maria De Boni, Città Sport Vicenza, alla 3 Alice Giordano, Arca Team, corsia 4 Elena Savian, Gymnasium Pordenone, alla 5 Anna Simon, Sportivamente Belluno, 6 Maria Basso, Idros, 7 Noemi Conte, Idros, corsia 8 Alessia Castellan, Rarinantes, Venezia. Partita alla finale junior, il record Giorgia Biondani 25-33 del 2012. Corsia centrale alla 4 Savian, alla 5 Simon. E vediamo se ci saranno anche altri inserimenti dalle corsie laterali. Gruppo ancora compatto, al centro Savian, Simon. Siamo al tocco della piastra, in 4 Elena Savian con 27 e 26 si aggiudica questa finale junior, risultati sempre ufficiosi. (27-26) quindi Elena Savian, e poi corsia 5 Anna Simon 27-35 e corsia 7 Noemi Conte con 27-65 in terza posizione. Quindi possiamo proseguire con la finale dei 50 stile libero junior maschi. In corsia 1 parte Riccardo Crosato, Idros, alla 2 Jacopo Marin, Onda Blu, alla 3 Luca Serart, Sport Club Meran, corsia 4 Riccardo Favot, Gymnasium Pordenone, alla 5 Ivan Sartor, Montebelluna Nuoto, corsia 6 Vladimir Fetisov, Idros, alla 7 Andrea Carlassara, Città Sport Vicenza, corsia 8 Tarian Andrev, Swimming Club Skopje. Finale junior, record di Francesco Donin 22-89. Riccardo Favot in corsia 4, Ivan Sartor in corsia numero 5, testa a testa al centro, Favot Sartor in corsia 4, Riccardo Favot con 23,70. Ivan Sartor 23,81, Luca Serart 24,49 in terza posizione.
E allora andiamo avanti con la prossima finale, 50 stile libero assolute femmine. In corsia 1 Samantha Ortler, Sport Club Meran. Corsia 2 Anna Spitaler, Sport Club Meran. Alla 3 Giada Piccoli, Notto di Nuoto 74. Corsia 4 Sofia Lucia Catanese, Città Sport Vicenza. Corsia 5 Margherita Serafin, Notto di Nuoto 74. Alla 6 Nicole Polloni, Montebelluna Nuoto. Corsia 7 Agata Bonelli Fuchs, Wisp Bologna. Alla 8 Laura Carta, Città Sport Vicenza. Ragazzi, in fase di partenza sempre per cortesia massimo silenzio, grazie. Partita anche la finale assolute, 25.05 il record di Erika Ferraioli, miglior tempo in batteria Sofia Lucia Catanese, 26.26. Corsia 4 per lei, alla 5 a suo fianco Margherita Serafin del Notto di Nuoto 74 e siamo alla conclusione in corsia 5, Margherita Serafin con 25,99, su Giada Piccoli 26,24, Sofia Lucia Catanese 26,29. Allora ricordo le premiazioni dopo questa che arriva, quindi in zona podio per cortesia andiamo a chiamare i 50 stile libero assoluti maschi. In corsia 1 abbiamo Gianpietro Sottana, Montebelluna Nuoto. Corsia 2 Nicola Menegatti, Fanum Fortune Nuoto. Corsia 3 Paolo Dallerive, Wisp Bologna. Alla 4 Giacomo Vettoretti, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 Gilberto Sottana, Montebelluna Nuoto. Corsia 6 Ettore Nanetti, Ferrara Nuoto. Alla 7 Enrico Lazzarin, Idros. Corsia 8 Giacomo Piai, Centro Nuoto Le Bandie. Finale assoluti, 21,85 il record. Siamo alla conclusione ed è in corsia. Vediamo chi si aggiudica questa prova, davvero gruppo compatto e vicino. In corsia 3 Paolo Dallerive, 23,54, pari merito in seconda posizione Giacomo Vettoretti e Nicola Menegatti, 23,73.
Allora, terminato quindi il primo blocco. Prova. Allora, dicevo ragazzi che abbiamo terminato il primo blocco, adesso andremo a consegnare le medaglie, un attimo di pazienza in più anche per recuperare tutti i tempi e riferimenti in vista appunto delle premiazioni. Intanto invito in zona podio Rodolfo Giavi e il professor Angelo Ceron per questo blocco di premiazione. E allora andiamo in zona podio, ci raggiungono Rodolfo Giavi, presidente della società organizzatrice Montenuoto, accompagnato dal professor Angelo Ceron, componente del comitato Chiara Giavi. Cerimonia di premiazione dei 50 stile libero ragazze femmine. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, Zoe Favero. Seconda classificata e medaglia d'argento per Arca Team, Anna Maria Bostan. Primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per la Raridantes Venezia col tempo di 27-26, Ginevra Vittoria Basso. Cerimonia di premiazione 50 stile libero ragazzi maschi nati 2011. Al terzo posto e medaglia di bronzo Mattia Donà, sportivamente Belluno. Secondo posto e medaglia d'argento per Onda Blu Mattia Colla. E al primo posto e medaglia d'oro per Arinante Sadria Monfalcone, vittoria 25-21 Leonardo Frasson. Cerimonia di premiazione 50 stile libero ragazzi, 2K9, 2K10. Terzo posto, medaglia di bronzo per SC Nuoto, Niccolò Cappellini. Secondo posto, medaglia d'argento per Arca Team, Lorenzo Bertolo. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Arinantes Venezia 23-56, Alberto Scandiuzzi. Cerimonia di premiazione 50 stile libero junior femmine. Al terzo posto e medaglia di bronzo per l'Hydros Noemi Conte.
Seconda e argento per Sportivamente Belluno Anna Simon. E primo posto e medaglia d'oro per Gymnasium Pordenone, la vittoria 27-26, Elena Savian. Cerimonia di premiazione 50 stile libero junior maschi. Al terzo posto e bronzo per Sport Club Meran, Lucas Erhardt. Secondo posto, medaglia d'argento, Ivan Sartor, Montebelluna Nuoto. E sul primo gradino del podio la vittoria al Gymnasium Pordenone con 23,70, Riccardo Favot. Proseguiamo con la premiazione assolute femmine. Al terzo posto c'è Sofia Lucia Catanese, Città Sport Vicenza. Al secondo posto per il Nottoli Nuoto 74 Giada Piccoli. E primo posto e vincitrice con 25,99, doppietta del Nottoli Nuoto, Margherita Serafin. Cerimonia di premiazione 50 stile libero assoluti maschi. Al secondo posto argento pari merito per Montebelluna Nuoto e Fanum Fortune Nuoto, Giacomo Vettoretti, Nicola Menegatti. E al primo posto medaglia d'oro per il Circolo Nuoto Wisp Bologna con 23,54 Paolo Talle Rive. E questa era l'ultima premiazione del blocco. Ringrazio gli atleti per la puntualità al podio, ringrazio Rodolfo Giavi e il professor Angelo Ceron per aver consegnato medaglie e premi, e quindi possiamo riallestire il piano vasca, riposizionare le sedie dietro i blocchi e ripartire con il prossimo giro di finali. Entrano in piano vasca i 200 torso ragazze.
In corsia 1 parte Giorgia Nardi, Rarinantes Venezia. In 2 Allegra Brugnoli, Idros Oderzo. Corsia 3 Sofia Tombari, Fanum Fortune Nuoto. In 4 Benedetta Frullio, Idros. Corsia 5 Asia Nicolini, Triestina Nuoto. Alla 6 Gaia Bilancioni, Polisportiva Riccione. 7 Greta Pugliatti, Arca Team. Corsia 8 Emma Gubana, Arca Team. E allora siamo ripartiti con la nuova gara dei 200 dorso, in arrivo le varie finali di tutte le categorie. Il record del Memorial per le ragazze è dell'edizione 2020, Anna Porcari 2:13:66. Questa mattina Benedetta Frullio, il miglior tempo è corsia 4, 2:24:82. Passaggio ai primi 50 metri. Nelle corsie numero 6 e 7 conducono Gaia e Greta. Ci avviciniamo alla virata numero 4, il passaggio dei 100 metri, ancora sempre le corsie 7 e 6, protagoniste con Greta Pugliatti, Arca Team, sulla Bilancioni, separate da pochi centesimi, e quindi Benedetta Frullio ad occupare la terza posizione provvisoria. Vediamo come cambia la situazione ai 150 metri. Greta Pugliatti 36,86, Gaia Bilancioni 36,82, Benedetta Frullio sempre in terza posizione. E siamo nell'ultima vasca, le ultime energie per Gaia Bilancioni, che prova a sorpassare, si stacca e va a fermare per prima il cronometro. 2:22:32. Greta Pugliatti 2:23:05, Benedetta Frullio 2:25:05 in terza posizione. Ragazze, liberate pure la vasca e noi chiamiamo i prossimi atleti. Finale 200 dorso maschi 2011. In corsia 1 Mattia Bernardi, Idros. Corsia 2 Alessandro Boni, Sporting Lodi. Alla 3 Mattia Oteri, Gymnasium Pordenone. Corsia 4 Gianmarco Carraro, Idros. Alla 5 Alberto Samogin, Centro Nuoto Le Bandie. Alla 6 Diego Sensoli, Vissauro Nuoto Team. 7 Dennis Dumitru Ionel, Arca Team. 8 Matteo Barbieri, Città Sport Vicenza.
Partita questa finale dedicata al primo anno, ovvero il 2011 per questa stagione in corso, primo anno della categoria ragazzi naturalmente. In batteria il miglior tempo l'ha ottenuto Carraro con 2:22,50, un tempo simile Samogin 2:22,96. Loro due ad occupare le corsie centrali, mentre il passaggio più veloce è Mattia Oteri con 32,96. Prossima virata è la virata dei 100 metri, 44 i centesimi di margine al rilevamento precedente. Adesso ai 100 metri diventano 31, Oteri ancora davanti con Samogin appunto subito dietro alla 5. Allora andiamo a vedere alla prossima virata dei 150 metri, tre atleti vicinissimi, quindi tutto aperto ancora sia per la vittoria che per le medaglie e le posizioni del podio, davvero pochi centesimi. Oteri ancora davanti, Carraro che si rifà sotto e si è portato in seconda posizione, prova a risalire ulteriormente in questa ultima parte di gara alla virata adesso dei 175, a mettere la freccia e a passare davanti. L'atleta dell'Hydros in corsia centrale prova a rispondere, Oteri in corsia numero 3, quindi arrivano in volata questi due atleti per vincere il titolo 2011, corsia 4, Gianmarco Carraro 2:20,15, Mattia Oteri 2:20,67, Alberto Samogin 2:21,74, la spunta per un decimo è sua la terza piazza. Quindi ragazzi sempre vi chiediamo di lasciare la vasca e accedono al piano vasca i finalisti 200 l'orso, ragazzi secondo e terzo anno. Corsia 1 Niccolò Cappellini SC Nuoto, corsia 2 Marco Ceschin Nottoli Nuoto 74, corsia 3 Alex Suruk Hydros, corsia 4 Tommaso De Vettori Hydros, alla 5 David Dallalana Montebelluna Nuoto, corsia 6 Leonardo Salera Triestina Nuoto, in 7 Gianluca Innocente Arca Team, corsia 8 Riccardo Laurenti Rarinantes Venezia. Partita questa nuova finale, il record del 2018, Dylan Bonaguro 2:2,13. Tommaso De Vettori corsia 4 in batteria 2:9,61. Vediamo il primo riferimento ai primi 50 metri. 30,23 per Suruk, De Vettori Dallalana 30,43.
Siamo ai 100 metri metà gara con Tommaso De Vettori prende il comando 1-2-27, Alex Suruk 1-3 un centesimo, David Dalla Lana 1-0-3-28. Quindi due atleti dell'Hydros, corsie 3-4, un atleta di Montebelluna Nuoto, corsia 5, vediamo ai 150 metri. Tommaso De Vettori 32,8, Alex Suruk 32,7, David Dalla Lana 33,2. E siamo alla conclusione di questa finale 200 dorso ragazzi maschi. De Vettori, Suruk testa a testa all'ultimo, vediamo il tocco pari merito, quindi vittoria per entrambi, stesso tempo 2:7:60, ottima la rimonta di Suruk nel finale che va a fare ex equo con il compagno di squadra. Quindi David Dalla Lana in terza posizione 2:9:35. E allora possiamo andare avanti e proseguire con i 200 dorso junior femmine. Presentiamo questa prova in corsia 1 Giulia Farello, Wisp Bologna, in 2 Sofia Pavesi, Sporting Lodi, corsia 3 Ginevra Zambon, Ginnasium Pordenone, 4 Aurora Riva, Hydros, alla 5 Sofì Gottardo, Montebelluna Nuoto, corsia 6 Emma Merotto, Montebelluna Nuoto, corsia 7 Martina Maxuti, Sporting Lodi, alla 8 Margherita Perenzin, Rarinantes Venezia. Partiti con la finale della categoria junior femmine, il record del 2020 di Giulia Teresa La Sorsa 2:14:82. Il miglior tempo in batteria corsia 4 Aurora Riva, Hydros 2:23:60. E siamo ai primi 50 metri, completate quindi le prime due vasche. Martina Maxuti 32,96, Aurora Riva 33,13 in seconda posizione. E siamo ai 100 metri, vediamo quindi come va a cambiare la situazione in corsia numero 5, va a piazzarsi là davanti Sofì Gottardo 1:8:67, Martina Maxuti 1:8:98, Aurora Riva 1:9:17 in terza posizione.
E siamo alla virata numero 6 ai 150, prende il largo Sofì Gottardo, 36,1 il suo ultimo tratto, Martina Maxuti 37,0, Aurora arriva 37,2 che prova a risalire al centro in corsia 4. E siamo alla conclusione di questa prova 200 dorso junior femmine. Se la giudica in corsia 5 Sofì Gottardo col tempo di 2:20,50. Aurora Riva sale in seconda posizione 2:22,38. Ginevra Zambon 2:22,53 in terza posizione. Ragazze, sempre vi chiediamo di liberare la vasca e noi chiamiamo gli atleti della finale 200 dorso junior maschi. In corsia 1 Jacopo Marin, Onda Blu, alla 2 Filippo Allegretto, Idros, corsia 3 Giacomo Aureli, Vissauro Nuoto Team, corsia 4 Pietro Martin, Gymnasium Pordenone, alla 5 Matteo Foresto, Idros, in 6 Ruben Zammattio, Gymnasium Pordenone, alla 7 Federico Tormena, Notto di Nuoto 74, corsia 8 Davide Alexa, Arca Team. Partita la finale junior maschi, il record del 2018 di Marco Deano 2:1:18. Pietro Martin, Gymnasium Pordenone, si è guadagnato la corsia centrale numero 4 questa mattina con il miglior tempo in batteria e ottiene anche il passaggio più veloce alla virata dei 50 in questo pomeriggio. 29:34 il suo tratto d'apertura su Tormena secondo con 29:47. Passaggio dei 100, Martin 60:66, dopo le prime 4 vasche Zammattio si inserisce al secondo posto 1:1:12 su Tormena che scende terzo 1:1:44. E Zammattio in corsia numero 6 che va a compiere il sorpasso 32:1 contro il 32:6 di Martin, mezzo secondo guadagnato, 3 centesimi soltanto a dividerli, da decidere tutto quindi in questa ultima subacquea e ultima vasca. Zammattio alla 6 con Tormena che ci prova anche dalla settima corsia per il Nottoli, e testa a testa qua giù per il titolo di questa prova e la spunta in corsia 6 Ruben Zammattio 2:5:20 a soli 8 centesimi, Federico Tormena 2:5:28.
Matteo Foresto in terza posizione, 2,6,48, anche lui a 2 centesimi su Martin quarto, 2,6,50. Detto questo, proseguiamo con i 200 dorso assolute femmine. In corsia 1 parte Matilde Alice Brugnoli, Idros. Corsia 2 Alice Michelin, centronuoto Le Bandie. Alla 3 Margherita Serafin, Nottoli, nuoto 74. Corsia 4 Elena Pravato, nuoto Venezia. Alla 5 Sara Flavia Strimb, Idros. In 6 Caterina Taucher, Nottoli, nuoto 74. In 7 Sara Dalfabro, Arca Team. Corsia 8 Rebecca Dalla Libera, centro nuoto Le Bandie. Partita allora anche questa prova, il record del Memorial del 2019 di Margherita Panziera, 2,5,39. Elena Pravato al miglior tempo questa mattina per Nuoto Venezia. Season best a Mestre lo scorso 8 dicembre, 2,11,85. Passaggio ai primi 50 metri e proprio Elena Pravato in corsia numero 4 su Margherita Serafin, vicinissime, racchiuse in meno di un decimo, ma adesso la portacolori della Nuoto Venezia si è messa in prima posizione, Margherita dietro ad inseguire, poi via via tutte le altre a partire da Sara Flavia Strimb alla 5, siamo ai 100 metri. 1,4,80 Pravato, 1,5,22 Serafin, Strimb 1,6,93. Inizia quindi la seconda parte di gara e di nuovo da questo lato per il rilevamento ai 150 una serie di sorpassi e controsorpassi con Margherita che va a rimettere la testa davanti e si prende lei il passaggio dei 150 e mette da parte un buon bottino, sono 68 i centesimi di margine, quindi Sara Flavia Strimb sicura della sua terza posizione, ma bisogna stare là davanti con le prime due per capire chi ne ha di più in questo finale. Sembrerebbe essere proprio Margherita Serafin che allunga, Elena Pravato che va a rispondere per aggiudicarsi e chiudere i 200 dorso salute femmine. Siamo alle ultime bracciate e vince in corsia 3 Margherita Serafin, 2,12,25 su Elena Pravato. In seconda posizione 2,13,24 Sara Flavia Strimb, 2,18,46. Allora ragazzi, manca solo una finale prima del prossimo blocco, quindi tutti in zona podio per il dorso, per cortesia, e noi chiamiamo i 200 dorso assoluti maschi.
In corsia 1 Filippo Furlan Segat, Idros. Corsia 2 Mark Rebula, Triestina Nuoto. Corsia 3 Patrick Battistella, Gymnasium Pordenone. Corsia 4 Jacopo Ceruti, Project Sport. Corsia 5 Florian Lex, Sport Club Meran. Corsia 6 Enrico Zorzi, Idros Oderzo. Alla 7 Christian Basut, Rarinantes Venezia. Corsia 8 Andrea Tanzi, Gymnasium Pordenone. E quindi partita questa ultima finale del dorso, poi al podio per consegnare tutte le medaglie. Il record di questa prova è del 2017 di Manuel Frigo, 2:00 e 1 centesimo. Siamo ai primi 50 metri, Jacopo Ceruti in vantaggio, 29,47 su Florian Lex, 29,71. Ed eccoci ai 100, Ceruti 60,91. Enrico Zorzi 1:2,49, Florian Lex 1:2,57. Siamo ai 150 metri, due gare all'interno della stessa, una già decisa per il titolo Jacopo Ceruti, dietro la lotta per le posizioni del podio, l'ex stabile secondo e poi Battistella e Zorzi nelle corsie numero 3 e numero 6. 175 metri completati e quindi andiamo a vedere Jacopo Ceruti, il suo tempo per Project Sport. Conclude con 2:4,93. Florian Lex 2:6,39. Patrick Battistella 2:8,65 a spuntarla per la terza posizione su Mark Rebula, quarto 2:8,67. Bene completato questo blocco del dorso, quindi ci prepariamo per andare in zona podio. Invitiamo Dinish Bane e Ambra Polesel a raggiungere la zona del podio insieme naturalmente a tutti gli atleti e le atlete che devono essere premiate sul dorso. E allora andiamo al podio a consegnare le medaglie. Dinish Bane, storico allenatore della Montebelluna Nuoto, accompagnato da Ambra Polesel, presidente della società Noto di Nuoto 74, nonché componente del consiglio regionale del Comitato Veneto.
Cerimonia di premiazione dei 200 dorso ragazze. Al terzo posto medaglia di bronzo per Idros Oderzo, Benedetta Frullio. Al secondo posto medaglia d'argento per Arca Team, Greta Pugliatti. E prima e vincitrice per Polisportiva Riccione con 2:22:32 Gaia Bilancioni. Cerimonia di premiazione 200 dorso ragazzi maschi 2011. Al terzo posto il bronzo per centronuoto Le Bandie, Alberto Samogin. Secondo posto medaglia d'argento per Gymnasium Pordenone, Mattia Oteri. Primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Idros Oderzo col tempo di 2:20:15, Gianmarco Carraro. Cerimonia di premiazione 200 dorso ragazzi 2009-2010. Terzo posto, medaglia di bronzo per Montebelluna nuoto, David Dallalana. E al primo posto, stesso tempo 2:7:60, stessa squadra Lidros, vittoria Alex Uruk, Tommaso De Vettori. Cerimonia di premiazione dei 200 dorso junior femmine. Al terzo posto per Gymnasium Pordenone, Ginevra Zambon. Secondo posto argento per Idros, Aurora Riva. E al primo posto è medaglia d'oro per Montebelluna nuoto col tempo di 2:20:50, Sofì Gottardo.
Prossima premiazione sono i 200 d'orso junior maschi. Al terzo posto e medaglia di bronzo per l'Idros Matteo Foresto. Secondo posto argento per Nottoli Noto 74 Federico Tormena. Primo posto medaglia d'oro per Gymnasium Pordenone con 2,5,20 Ruben Zammattio. Prossima abbreviazione, quella dei 200 d'orso assolute femmine. Al terzo posto, medaglia di bronzo per l'Idros, Sara Flavia Strimb. Al secondo posto, medaglia d'argento per Nuoto Venezia, Elena Pravato. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per il Nottoli Nuoto 74 a 2,12,25 per Margherita Serafin. Cerimonia di premiazione 200 d'orso assoluti maschi. Al terzo posto e bronzo per Gymnasium Pordenone Patrick Battistella. Al secondo posto e medaglia d'argento per Sport Club Meran Florian Lex. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Project Sport col tempo di 2,4,93 per Jacopo Ceruti. E allora questa era l'ultima premiazione, quindi ringraziamo Dinic, Bane e Ambra Polesel per aver consegnato medaglie e premi, quindi pronti per ripartire, risistemare il piano vasca e chiamare le atlete della prossima finale. 200 farfalla ragazze.
In corsia 1 Alice Pagnini, Vissauro Nuoto Team. Alla 2 Eva Battaglia, Montebelluna Nuoto. Corsia 3 Anita Sfoggia, Montebelluna Nuoto. Corsia 4 Linda Vendramini, Idro Soderzo. Corsia 5 Giada Cattarini, Triestina Nuoto. Alla 6 Federica Bizzotto, Città Sport Vicenza. Corsia 7 Agata Gianfelice, Sporting Lodi. Corsia 8 Nicole Dalla Rosa, Onda Blu. In acqua con quindi questa finale dei 200 farfalla che arrivano dopo il dorso, e si riparte con le più giovani, ovvero le atlete della categoria ragazze anni 2011-2012. Il record del Memorial è di Angelica Cappelletto, 2:17 e 2 centesimi. Siamo alla prima virata dei 50 metri, o meglio al primo rilevamento cronometrico. Linda Vendramini 32,34 su Giada Cattarini 32,39. Vicinissima anche Anita Sfoggia, solo un centesimo a dividerla, 6 centesimi dalla vetta, quindi ancora tutta da sviluppare questa finale della categoria ragazze. Vediamo la situazione alla quarta virata, 100 metri. 1:8,69 per Linda, dietro andiamo a vedere Anita Sfoggia 1:9,87, Giada Cattarini 1:9,90. Ed eccoci arrivati ai 150 metri. Allunga Linda Vendramini 36,73. Giada Cattarini al secondo posto 38,27. Anita Sfoggia 38,82. E siamo alla conclusione di questa finale 200 farfalla ragazze. Se la giudica per distacco Linda Vendramini Idros, 2:22,31 per lei. Giada Cattarini Triestina Nuoto 2:25,73. Anita Sfoggia Montebelluna 2:27,83. Ragazze, liberate pure la vasca e noi chiamiamo i finalisti 200 farfalla 2011. In corsia 1 Samuele Bernardi, nuoto gemonese. Corsia 2 Mattia Bernardi, Idro Soderzo. Alla 3 Francesco Caronna, Triestina Nuoto. Corsia 4 Nicolò Barni, Futura Club Prato. Alla 5 Gianmarco Carraro, Idros. In 6 Federico Chiarotto, San Vito Nuoto. Nel 7 Nicolò Di Piazza, Gymnasium Pordenone. Alla 8 Antonio Cussig, nuoto gemonese.
partita allora questa finale del primo anno categoria ragazzi, quindi 2011. Vediamo anche qui la situazione a partire dalla carta, dallo scritto 2:28:19. In batteria Nicolò Barni si è guadagnato la migliore corsia, quella con il numero 4 per Futura Club Prato, passa in vantaggio 31:67. Ed eccoci arrivati ai 100 metri. Nicolò Barni a consolidare il suo primato, 1:7:64. Francesco Caronna in corsia 3, 1:9:23. Gianmarco Carraro ritroviamo in corsia 5, 1:10:37. Ed eccoci ai 150, là davanti Barni, dietro corsie 3 e 5 a lottare per la seconda posizione. 37,9 Barni, 37,5 Carraro che si avvicina per l'Hydros a scavalcare Caronna, e quindi con le energie che iniziano a mancare su una prova così faticosa come quella dei 200 farfalla, ancora un buon margine però per Nicolò Barni, guadagnato con la prima parte di gara dietro Carraro e Caronna. E siamo alla conclusione. 200 farfalla 2011, corsia 4, Nicolò Barni 2:24:49, Gianmarco Carraro 2:25:94, Francesco Caronna 2:27:14. Andiamo quindi avanti con il programma. 200 farfalla ragazzi 2009-2010. E allora presentiamo gli atleti. In corsia 1 Alessandro Bellet, Gymnasium Pordenone. In corsia 2 Leonardo Botteon, Nottoli Nuoto 74. In corsia 3 Edoardo Balzano, Città Sport Vicenza. In corsia 4 Edoardo Dall'Acqua, Hydros. In corsia 5 Giovanni Mania, Triestina Nuoto. In corsia 6 Cesare Venturini, Sauro Nuoto Team. Corsia 7 Leonardo Caronna, Triestina Nuoto. In corsia 8 Noel Paoletti, Adria Monfalcone. Qua quest'altra finale, il record del 2019 di Ettore Nanetti, 2:7:00. Edoardo Dall'Acqua, Hydros 2:10:70 in batteria su Giovanni Mania, 2:11:67. Vediamo quindi l'Edwall, tabellone elettronico per avere un primo riferimento ai 50. Edoardo Dall'Acqua 29:07 il suo tratto d'apertura, Giovanni Mania 29:35.
Giovanni Mania per la Triestina in corsia 5, sembrerebbe essersi messo davanti, vicinissimo anche Venturini in corsia 6 ed è Giovanni Mania 1-2-43. Cesare Venturini 1-2-81, Edoardo Balzano 1-2-77. E siamo adesso ai 150 metri, 34 centesimi di delta al tratto precedente, adesso ai 150 sale, si raddoppia, diventa 0,70, Mania su dall'acqua, dietro Venturini, quarto Balzano. Ultimo cambio di direzione, ultima subacquea per immettersi nel 25 finale. Corsia 5, Giovanni Mania, corsia 4, Edoardo Dall'Acqua. Ed è in corsia 5 Giovanni Mania 2,9,14. Edoardo Dall'Acqua 2,9,73. Cesare Venturini 2,11,88. Andiamo avanti con il programma, in arrivo la finale 200 farfalla junior femmine. In corsia 1 parte Alice Del Campo, Triestina Nuoto. In corsia 2 Anna Guerra, Idro Soderzo. Corsia 3 Sofia Pavesi, Sporting Lodi. In corsia 4 Alissa Ongaro, Rarinantes Venezia. Corsia 5 Martina Darici, Montebelluna Nuoto. In corsia 6 Giulia Magrin, UIS Bologna. Corsia 7 Martina Sacchini, Vissauro Nuoto Team. In corsia 8 Margherita Budai, Nuoto Gemonese. Partita la finale, la categoria junior, il record del 2019 di Angelica Cappelletto 2,14,07. Alissa Ongaro, Rarinantes Venezia, miglior tempo questa mattina in batteria 2,24,37. Passaggio ai 50, Alissa alla 4, Martina Darici in corsia 5. Alissa 30,84. Martina Darici 31,11 in seconda posizione. Si staccano queste due atlete rispetto al resto della vasca, troppo più forti, e quindi sarà battaglia per il titolo, o meglio duello. Ongaro 4, Darici in 5. Vediamo come si aggiorna la situazione ai 100 metri. Allunga Alissa Ongaro, porta via altri 3 decimi, distacco sale a 0,62, 1,6,37 per lei, 1,6,99 per Martina. E diventano abbastanza definite le prime due posizioni, da vedere dietro la lotta per la terza tra Giulia alla 6, Anna in corsia numero 2, intanto là davanti Alissa Ongaro 37,11, Martina Darici 39,75, quindi
Guerra e Magrin divise da soli 26 centesimi, lotta per la terza posizione. E siamo all'epilogo finale junior femmine 200 farfalla, se la giudica nettamente Alissa Ongaro Raridantes Venezia con 2:21,76. Martina Darici Montebelluna 2:28,21. Anna Guerra difende la terza posizione 2:29,74. Andiamo avanti con la prossima finale, quella dei 200 farfalla junior maschi. In corsia 1 Giacomo Zanette, Nottoli Nuoto 74. In corsia 2 Daniel Mantellato, San Vito Nuoto. Corsia 3 Matteo Foresto, Idros. In corsia 4 Diego Molinari, Sauro Nuoto. Corsia 5 Federico Tormena, Nottoli Nuoto 74. In corsia 6 Gabriel Nairatvan, Idros Oderzo. Corsia 7 Davide Dalpan, Onda Blu. In corsia 8 Ludovico Dalfreddo, Città Sport Vicenza. Ed è partita quest'altra finale della categoria junior. Il record è del 2017 di Alessio Gerardin, 2:1:18. Diego Molinari, Visauro Nuoto in corsia 4, 2:5:89 questa mattina. In corsia 5 ritroviamo Federico Tormena per il Nottoli Nuoto, 27:69 il suo tratto d'apertura. Davide Dalpan 28:09 in seconda posizione. Ed eccoci arrivati ai 100 metri metà gara. Federico Tormena in corsia 5, 58:98, 31:29 i suoi secondi 50 metri. Diego Molinari 60:02, Davide Dalpan 60:45. In arrivo i 150 metri, altre due vasche quindi percorse. Federico Tormena continua a guidare il gruppo, adesso fa 32:17 per coprire il terzo tratto. Diego Molinari 32:49 si piazza in seconda posizione. Davide Dalpan scala in terza in corsia numero 7, dovrà difendersi da Foresto che attacca in corsia 3. Là davanti invece Federico Tormena al comando dall'inizio alla fine, dal primo al 200° metro, e va a prendersi con merito il titolo Federico Tormena. 2:3:12. Diego Molinari 2:5:55 e quindi vediamo per la terza posizione Matteo Foresto 2:8:15.
E allora si va avanti e chiamiamo le atlete dei 200 farfalla assolute. In corsia 1 Alessia Capitanio, Triestina nuoto. In corsia 2 Arianna Pasquale, Città Sport Vicenza. In corsia 3 Alice Groppo, Montebelluna nuoto. In corsia 4 Martina Bizzotto, Wisp Bologna. Alla 5 Letizia Facca, Gymnasium Pordenone. In corsia 6 Giulia Maria Vedovato, Idros Oderzo. Corsia 7 Linda Frascoli, Team Legnano nuoto. In corsia 8 Caterina Taucer, Nottoli nuoto 74. In acqua la finale assolute, il record dell'anno scorso, Aurora Zanin 2:14:45. Il miglior tempo questa mattina, Martina Bizzotto in corsia 4, 2:18:65. E ritroviamo in corsia 3 Alice Groppo dopo la vittoria in apertura dei misti. È lei che ha il tempo migliore stagionale di tutte, ottenuto a Verona in Coppa Brema il 22 dicembre, 2:14:88. Letizia Facca, inizio stagione il 27 ottobre, 2:14:89. Prossima virata ai 75 metri per ritornare da questo lato e registrare la virata dei 100 e metà gara. Alice alla 3, Martina alla 4, Letizia alla 5. Siamo ai 100 metri. Alice Groppo ancora a guidare il gruppo, 1:05:63 il suo passaggio. Arianna Pasquale 1:06:29. Stesso identico passaggio anche per Martina Bizzotto, sempre 1:06:29. Prossima virata sono i 150 metri. Ancora Alice Groppo 36:14, Letizia Facca 34:90. E quindi vediamo chi ne ha di più in questo finale per andarsi a prendere il titolo. Arriva a doppia velocità Letizia Facca, Gymnasium Pordenone. E siamo alla conclusione di questa finale. E si aggiudica con 2:16:45 su Alice Groppo, 2:17:45 a un secondo esatto. Giulia Maria Vedovato in terza posizione, 2:18:32. Allora ragazzi, io vi ricordo che dopo la prossima finale avremo tutto il blocco di premiazioni della farfalla e allora chiamiamo gli atleti finalisti assoluti maschi.
In corsia 1 Alessio Caldato, Idros. In corsia 2 Pietro Cappellari, Wisp Bologna. Corsia 3 Larbi Giacomini, Gimnasium Pordenone. In corsia 4 Ettore Nanetti, Ferrara Nuoto. Alla 5 Lorenzo Buccino, Triestina Nuoto. In corsia 6 Alberto Dalla Tor, Montebelluna Nuoto. Corsia 7 Emil Guagni, Sport Club Meran. In corsia 8 Francesco Fornasier, Idros Oderzo. Partita allora quest'ultima finale della farfalla, il record assoluto è dell'anno scorso di Cristian Ferraro, 1,56,29. Ettore Nanetti al centro, in corsia 4 in batteria 2,486, Larbi Giacomini nascostissimo nella mattina 2,11, vale molto di più ovviamente, apre a 26,59 proprio su Nanetti. Quindi Cappellari in terza posizione, 75 metri di gara e quindi poi avremo la virata numero 4 dei 100 metri, Giacomini e Nanetti entrambi davvero specialisti di questa prova dei 200 farfalla. Il distacco prima era 0,34, adesso direi che si assottiglia, anzi è Nanetti direi a mettere le mani davanti, 57,26 su Giacomini, 57,48 Pietro Cappellari, 1,1,03. Allunga tantissimo anche nel terzo tratto Ettore Nanetti, nato e cresciuto di fatto in Friuli Venezia Giulia, adesso tesserato per Ferrara Nuoto, che si presenta così ai 150 metri. 31,37, 1,28,63. Vediamo se riusciamo a stare al di sotto dei 2 minuti, necessaria una chiusura 31 e pochi decimi. Ultime energie, ultime fatiche. Ettore Nanetti, Ferrara Nuoto in corsia 4 si aggiudica questa finale. Due, 1 e 33 per lui. Larbi Giacomini 2,6 e 74. Lorenzo Buccino 2,9,04 in terza posizione. Terminato quindi il programma della farfalla, ancora i premiati e i premiatori per cortesia al podio. Ragazzi, liberate pure la vasca, grazie.
Allora Loris Vittoria e Federico Colbertaldo in zona podio per questo blocco di premiazioni della farfalla. Poi ricordo mancheranno gli ultimi due blocchi, quello dei 100 rana, quello dei 200 stile libero, per avere poi la staffetta conclusiva 4x50 stile libero mixed. E allora ci siamo, possiamo andare al podio a consegnare le medaglie. Martina Zanchetta, consigliere di Montebelluna Nuoto, insieme a Loris Vittoria, giudice arbitro della manifestazione. Cerimonia di premiazione dei 200 farfalla ragazze. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, Anita Sfoggia. Al secondo posto, medaglia d'argento per Triestina Nuoto, Giada Cattarini. E al primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per l'Hydros con 2:22:31, Linda Vendramini. Cerimonia di premiazione dei 200 farfalla ragazzi 2011. Al terzo posto e medaglia di bronzo per Triestina Nuoto, Francesco Caronna. Secondo posto e medaglia d'argento per l'Hydros, Gianmarco Carraro. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Futura Club Prato a 2:24:49, Nicolò Barni. Cerimonia di premiazione dei 200 farfalla ragazzi 2009-2010. Al terzo posto e medaglia di bronzo per Vissauro Nuoto Team, Cesare Venturini. Secondo posto argento per l'Hydros, Edoardo Dall'Acqua. E primo medaglia d'oro e vittoria con 2:9:14 per Triestina Nuoto, con Giovanni Mania.
Proseguiamo con la premiazione junior femmine. Al terzo posto per l'Hydros Oderzo Anna Guerra. Al secondo posto l'argento per Montebelluna Nuoto Martina Darici. E al primo posto medaglia d'oro la Rinantes Venezia col tempo di 2:21,76 Alissa Ongaro. Cerimonia di premiazione 200 farfalla junior maschi. Al terzo posto medaglia di bronzo per l'Hydros Matteo Foresto. Al secondo posto argento per Vissauro Nuoto Team Diego Molinari. E al primo posto è medaglia d'oro per Nottoli Nuoto 74 col tempo di 2:3,12 Federico Tormena. Cerimonia di premiazione 200 farfalla assolute femmine. Al terzo posto medaglia di bronzo per l'Hydros Giulia Maria Vedovato. Al secondo posto per la Montebelluna Nuoto Alice Groppo. E primo posto medaglia d'oro e vincitrice col tempo di 2:16,45 per il Gymnasium Pordenone Letizia Facca. Brava Alice. Brava Alice, brava Alice, brava Alice. Alice. Cerimonia di premiazione 200 farfalla assoluti maschi. Al terzo posto e medaglia di bronzo Lorenzo Buccino Triestina Nuoto. Secondo posto medaglia d'argento per il Gymnasium Pordenone Larbi Giacomini. Primo posto, medaglia d'oro e gradino più alto del podio per Ferrara Nuoto 2:1,33 Ettore Nanetti. Alice. Brava Alice, brava Alice, brava.
E anche questo blocco della farfalla è completato e quindi in arrivo una nuova gara, nuova prova, nuova specialità e si dimezza la distanza, si scende ai 100 rana, chiamiamo le finaliste della categoria ragazze. Corsia 1 Matilde Fava, Project Sport. Corsia 2 Azzurra Archiutti Siri, Nuoto Club Azzurra 91 Bologna. Corsia 3 Marta Amadore, Arca Team. Alla 4 parte Ilenia Rummolo, Triestina Nuoto. Basso Rarinantes Venezia. Alla 6 Diletta Gatto, Montebelluna Nuoto. In corsia 7 Erika Vestidello, Triestina Nuoto. In corsia 8 Anna Carla Sara, Città Sport Vicenza. E siamo quindi partiti con i 100 rana, il record del 2011 di Arianna Castiglioni 1:12:03. Ilenia Rummolo in corsia 4, in batteria 1:14:58. In corsia 5 Ginevra Vittoria Basso, Rarinantes Venezia. E siamo ai 50 metri, Ilenia Rummolo 35-38 in vantaggio, Azzurra Archiutti Siri 35-76, Ginevra Vittoria Basso 36-02. E siamo nell'ultima vasca con Ilenia Rummolo in nettissimo vantaggio. Va a vincere questa finale della categoria ragazze col tempo di 1:13:48. 1:13:48 per lei. Azzurra Archiutti Siri 1:16:18. Ginevra Vittoria Basso 1:16:31. Andiamo avanti con la prossima 100 rana ragazzi maschi 2K11. Corsia 1 Alberto Paoli, Futura Club Prato. In corsia 2 Nicolò Eichi, Cecilian Rarinantes Venezia. In corsia 3 Santiago Quamili, Sporting Lodi. In corsia 4 Mattia Colla, Onda Blu. In corsia 5 Andrea Pasquali, Rarinantes Venezia. In corsia 6 Riccardo Lula, Hydros. In corsia 7 Nicola Galic, Olimp. In corsia 8 Stefano Ortolani, Ginnasium Pordenone. Partiti allora con questa finale riservata
al 2011 maschile, primo anno della categoria ragazzi. Mattia Colla, Onda Blu, 1:11.96 nelle batterie di qualificazione. Come sempre attendiamo la virata ai 50 per avere il riferimento del cronometraggio automatico. Mattia Colla 33,64, Pasquali in corsia 5, Cecilian in corsia 2, ultima virata, corsia 4 Colla, corsia 5 Pasquali, Colla Onda Blu, Pasquali Rarinantes Venezia. E siamo alla conclusione di questa finale 2011. Vediamo, ultima bracciata ed è in corsia 4 per 6 centesimi. Mattia Colla 1:11.48, Andrea Pasquali 1:11.54, quindi Nicola Galic terzo 1:13.56. Liberate pure la vasca ragazzi, altro giro, altro regalo e altra finale, Centorana 2009-2010. Corsia 1 Alessandro Bellet, Gymnasium Pordenone. Alla 2 parte Filippo Martignago, Antares Nuoto. In corsia 3 Pietro Schiavinato, Montebelluna Nuoto. Corsia 4 Pietro Mantese, Rarinantes Venezia. Corsia 5 Thomas Ligilio, Gymnasium Pordenone. Alla 6 Ettore Carletti, Montebelluna Nuoto. In corsia 7 Brian Mione, Nuoto Gemonese. E chiude in corsia 8 Lorenzo Rossi, Montebelluna Nuoto. In acqua con questa finale, record del 2017 Tobias Valdi 1:4.86. Pietro Mantese al centro, Rarinantes Venezia, su Thomas Lingilio, Gymnasium, corsia 5. Unici due atleti sotto l'1,9 in batteria. Vediamo ai 50 metri. 32,3 centesimi Thomas Lingilio, Gymnasium corsia 5. Pietro Mantese 32,58, Ettore Carletti 32,60. Forse Mantese si è rimesso da davanti e entra per primo anche Carletti in ottima posizione in corsia 6. Mantese 4, Carletti 6, Lingilio in 5. Siamo alla fine sul filo ed è in corsia 4. 1:8.46, Pietro Mantese a 6 centesimi, Ettore Carletti 1:8.52, a sua volta a 4 centesimi Thomas Lingilio 1:8.56. Davvero un decimo soltanto a fare la differenza, a spuntarla Pietro Mantese, corsia centrale. Detto questo andiamo avanti e saliamo alla categoria junior, entrano le finaliste settore femminile. Corsia 1 Sara Vettorel, Onda Blu.
Alla 2 Melissa Romare, Wisp Bologna. In corsia 3 Veronica Pezzolesi, Fortunato Nuoto. In corsia 4 Gloria Denaro, Team Legnano Nuoto. In corsia 5 Letizia Graziotto, Montebelluna Nuoto. Alla 6 Rachele Casagrande, Rarinantes Venezia. In corsia 7 Emma Pergolis, Triestina Nuoto. Corsia 8 Stella Terreni, Triestina Nuoto. Nuova finale in acqua, il record MCG è di Erika Donadon, 1:10.05, miglior tempo in batteria, corsia 4, Gloria Denaro dalla Lombardia, atleta del Team Legnano Nuoto, specialista della Rana, 100-200 già medagliata giovanile. Siamo ai 50 metri, Gloria alla 4, Letizia alla 5 nelle prime due posizioni. Gloria Denaro 34,55, Letizia Graziotto 34,91. Ultima virata e ultima subacquea, ancora loro due, Denaro e Graziotto in vantaggio, atlete che si dirigono di nuovo verso la testata principale e siamo alla conclusione di questa finale junior. Attenzione a Letizia che prova a risalire ma ancora davanti si allunga e si prende questo titolo. Gloria Denaro 1:13.29, Letizia Graziotto 1:13.54, Veronica Pezzolesi 1:14.55 alla terza posizione. E allora si va avanti senza pause, rimaniamo nella categoria junior alla partenza, alla finale maschile. In corsia 1 Alessandro Minello, Idros Oderzo. Alla 2 Ruben Zammattio, Gymnasium Pordenone. Alla 3 Damiano Cappellazzo, Idros Oderzo. Corsia 4 Alberto Girotto, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 Federico Bonsignore, Team Legnano Nuoto. Alla 6 Pietro Martin, Gymnasium Pordenone. Alla 7 Pool Spitaler, Sport Club Merano. Corsia 8 Massimiliano Campana, Città Sport Vicenza. Nuova finale in acqua, record del lontano 2009, Alessandro Doria 1:2.97. Questa mattina tempo molto simile, Alberto Girotto e Federico Bonsignore, corsie 4 e 5. Vediamo al passaggio dei 50. Completate le prime due vasche, terza in corso, Alberto Girotto 30,54, Damiano Cappellazzo 30,91, 75 metri e ultima vasca, Alberto Girotto, Montebelluna in corsia 4,
Damiano Cappellazzo alla 3, Federico Bonsignore in corsia 5, 3 atleti sulla stessa linea, attenzione al tocco sul filo, pochissimi centesimi di differenza con la suspense dei tempi che escono ora, ed è in corsia 5 Federico Bonsignore, 1,5 e 11 a 3 centesimi, Alberto Girotto 1,5 e 14, Damiano Cappellazzo anche lui vicinissimo, terzo a 1,5 23. Andiamo avanti, chiamiamo le assolute femmine. In corsia 1 parte Stella Gioca, nota di nuoto 74. In corsia 2 Elisa Franceschi, Ginnasium Pordenone. Alla 3 Sofia Conte, Idros. Alla 4 Sara Rumolo, Triestina Nuoto. Corsia 5 Vivian Greif, Sport Club Meran. Alla 6 Gaia Bartolomeoli, Fortuna Nuoto. Corsia 7 Emma De Marco, Onda Blu. E in corsia 8 Sofia Lorenzon, Idros Oderzo. In acqua la finale assolute, il record del 2016 di Tiassa Bozzel 1,8 e 42. Sara Rumolo al centro, 1,10 e 72 in batteria per guadagnare questa corsia centrale. Siamo al passaggio ai 50 e Vivian Greif in vantaggio con 33 e 04. Vivian Greif ha un season best a Bozen lo scorso 3 novembre di 1,8 e 88. Siamo ai 75 testa a testa tra Sara alla 4, Vivian alla corsia numero 5. È un testa a testa Rumolo Triestina, Vivian Greif, Sport Club Meran, per aggiudicarsi questa finale assolute. In corsia 5 Vivian Greif, 1,10 e 7 centesimi su Sara Rumolo, seconda 1,10 e 39. Gaia Bartolomeoli è terza con 1,12 97. Solito avviso ragazzi per ricordarvi che siamo alla fine del blocco rana, quindi vi invito a raggiungere la zona podio e quindi chiamiamo proprio i 100 rana assoluti maschi. In corsia 1 Alessandro Della Vecchia, Onda Blu. In corsia 2 Nicolò Bernardi, Idros Oderzo. Corsia 3 Lorenzo Castellazzi, Fanum Fortune Nuoto. In corsia 4 Alessandro Borsato, Montebelluna Nuoto. In corsia 5 Federico Rizzardi, Centro Nuoto Torino. In corsia 6 Giovanni Masgon, Città Sport Vicenza. Corsia 7 Andrei Stojanowski, Swimming Club Skopje. In corsia 8 Alessandro Zoccolan, Triestina Nuoto.
Partita allora questa finale, il record del 2011 Mattia Pesce 60 e 41. Corsia 5 Federico Rizzardi alla 10ª prestazione stagionale in Italia, 59-0 per vincere la finale B agli assoluti invernali di Riccione, affiancato da Alessandro Borsato, Montebelluna in corsia 4. Alessandro Borsato 28 e 32, Federico Rizzardi 29,04, a tirare tantissimo da subacquea, a riemergere al pari di Borsato, quindi Castellazzi in terza posizione, terza e ultima virata. Borsato davanti, Rizzardi dietro, vediamo sott'acqua chi ha la meglio, tira tantissimo da subacquea Rizzardi e passa in vantaggio l'atleta del centro nuoto Torino. 60 e 46, a soli 5 centesimi dal record che era 60 e 41. 60 e 46 per Rizzardi su Borsato 1,1 e 74, Lorenzo Castellazzi 1,5 e 36. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa finale appena conclusa. Atleta in corsia 8, Alessandro Zoccolan, Triestina nuoto, è stato squalificato. Tesserino di Marta Amadore Arcatim in postazione microfono. Allora adesso andiamo al podio a consegnare le medaglie del blocco rana. Invitiamo Andrea Marin e Federico Colbertaldo a raggiungere per cortesia la zona podio insieme a tutti gli atleti naturalmente premiati della rana. E allora ci siamo pronti e possiamo andare al podio a consegnare le medaglie. Andrea Marin, assessore allo sport del comune di Montebelluna, accompagnato da un ex atleta che ha scritto pagine importanti di storia del mezzofondo azzurro e non solo, vincitore in carriera di 24 titoli italiani assoluti individuali, nonché di 2 titoli europei, della medaglia di bronzo ai mondiali 2007 e per tanti anni primatista europeo degli 800 stile libero. Attualmente il presidente della Montebelluna Nuoto, Federico Colbertaldo. Cerimonia di premiazione 100 rana ragazze. Al terzo posto medaglia di bronzo per Arinantes Venezia, Ginevra Vittoria Basso. Secondo posto medaglia d'argento per Azzurra 91 Bologna, Azzurra Archiutti Siri. E al primo posto medaglia d'oro per Triestina Nuoto con 1,13,48 Ilenia Rumolo.
E prossima premiazione, quella dei 100 rana assoluti, 100 rana ragazzi maschi nati 2011. Al terzo posto, third position and bronze medalist representing Olymp, Nicola Kalic. Al secondo posto per Rarinantes Venezia, Pasquali Andrea. E al primo posto vittoria e medaglia d'oro per Onda Blu col tempo di 1:11:48 Mattia Colla. Cerimonia di premiazione 100 rana ragazzi 2009-2010. Terzo posto, medaglia di bronzo per Gymnasium Pordenone, Thomas Lincilio. Al secondo posto per Montebelluna Nuoto, Ettore Carletti. E al primo posto la medaglia d'oro per Rarinantes Venezia 1:08:46 per Pietro Mantese. Cerimonia di premiazione dei 100 rana junior femmine. Terzo posto e bronzo per Fanum Fortune Nuoto, Veronica Pezzolesi. Dimmi quando. Al secondo posto per la Montebelluna Nuoto, Graziotto Letizia. E al primo posto vittoria e medaglia d'oro per il team Legnano Nuota 1:13:29 Gloria Denaro. Prossima premiazione sono i 100 rana junior maschi. Al terzo posto per l'Idros Damiano Cappellazzo. Al secondo posto per la Montebelluna Nuoto, Alberto Girotto. E al primo posto e medaglia d'oro col tempo di 1:05:11 ancora in vetta per la rana junior del team Legnano Nuoto, Federico Bonsignore. cerimonia di premiazione dei 100 rana assolute femmine. Al terzo posto medaglia di bronzo per Fanum Fortune Nuoto, Gaia Bartolomeoli. Al secondo posto per Triestina Nuoto, Sara Rummolo. Sul gradino centrale del podio, prima e vincitrice per Sportland Meran 1:10:07 Vivian Greif.
Premiazione dei 100 rana assoluti maschi. Al terzo posto per Fanum Fortune Nuoto Lorenzo Castellazzi. Al secondo posto e medaglia d'argento per Montebelluna Nuoto Alessandro Borsato. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per il Centro Nuoto Torino a 60 e 46, Federico Rizzardi. E questa era l'ultima premiazione. Ringraziamo nuovamente Andrea Marin, assessore allo sport del comune di Montebelluna, e Federico Colbertaldo, presidente della società organizzatrice Montebelluna Nuoto. Quindi anche il giro dei 100 rana è completato e quindi ci manca l'ultima prova individuale, poi ci sarà anche la staffetta in conclusione, ma adesso è arrivato il momento dei 200 stile libero e partiamo come sempre dalla categoria ragazze. Sofia Benedetti, Città Sport Vicenza. In corsia 2 Zoe Favero, Montebelluna Nuoto. In corsia 3 Anita Sfoggia, Montebelluna Nuoto. Corsia 4 Linda Vendramini, Idros. In corsia 5 Benedetta Frullo, Idros. Alla 6 Laissa Possamai, Rarinantes Venezia. Alla 7 Noemi Ruggia, Sporting Lodi. Corsia 8 Nora Olrigl, Sport Club Meran. E siamo quindi al 200 stile libero, ci sono stati 50 metri in apertura, si va a quadruplicare portando la distanza ai 200 in questo finale. Si parte come sempre dalla categoria ragazze, il record MCG è di Anna Porcari 2, 3 e 38. Linda Vendramini, ritroviamo la portacolori dell'Idros al centro, ma è la Laissa Possamai a strappare il passaggio 50. 29-62. Verso quindi i 100 metri metà gara. Possamai alla 6, Dramini alla 4. Laissa Possamai 1-2-25 il suo passaggio. Linda Vendramini 1-2-29, solo 4 centesimi. E va a passare ai 125 metri la portacolori del Idros, si presenta per prima, quindi ai 150 deve resistere Laissa Possamai e difendere la sua preziosissima seconda posizione. Svola via Linda 32,6, Laissa 34 e 37, Benedetta Frullio 33,0, quindi tutto aperto per la seconda posizione con Benedetta che può rientrare. E infatti va ad affiancare in questo momento Laissa Possamai. Là davanti allunga e vince nettamente questa prova Linda Vendramini, Idros Oderzo 2, 6 e 82.
Benedetta Frulio 2:10:35, quindi Zoe Favero passa e la spunta per la terza posizione, 1:2:10:90 il riferimento cronometrico ufficiale. Ragazze, liberate pure la vasca e noi chiamiamo i finalisti, ragazzi maschi 2K11. In corsia numero 1 Nicolò Barni, Futura Club Prato. In corsia 2 Riccardo Mantani, Polisportiva Riccione. Alla 3 parte Valentino Martignago, Montebelluna Nuoto. In corsia 4 Leonardo Frasson, Adria Monfalcone. Alla 5 Riccardo Lula, Idros. In corsia 6 Ruggero Battiega, Montebelluna Nuoto. Corsia 7 Leonardo Braini, Triestina Nuoto. Alla 8 Mattia Oteri, Ginnasium Pordenone. In acqua i ragazzi 2011, nettamente favorito alla vigilia Leonardo Frasson, Adria Monfalcone, già vincitore in apertura e quindi ritorna in vasca a caccia della doppietta. Apre a 27:55 l'atleta del Friuli Venezia Giulia su Martignago del Veneto Montebelluna con 28:56, quindi là davanti gara in solitaria per Leonardo Frasson, che va ad allungare e a prenotare la vittoria con largo anticipo. 100 metri, 57:64 il suo passaggio. Valentino Martignago 60:98, Riccardo Lula 1:1:39. Prossima virata quindi quella dei 150. Leonardo Frasson 31:26 i suoi terzi 50 metri. Riccardo Lula 32:4, Valentino Martignago 34:2. Ma siamo alla conclusione e quindi c'è la doppietta e boom boom, 50 e 200 stile libero. Leonardo Frasson, Rarinantes Adria Monfalcone 1:59:01 per lui, classe 2011, ottimo tempo, 1:59:01. Riccardo Lula 2:6:04, Leonardo Braini in terza posizione 2:7:19. Andiamo avanti e proseguiamo con la prossima finale, 200 stile libero ragazzi 2009-2010. In corsia 1 Filippo Stocco, Rarinantes Venezia. Corsia 2 Giovanni Mania, Triestina Nuoto. In corsia 3 Edoardo Dall'Acqua, Idros Oderzo. Corsia 4 Antonio Luzzi, Sport Village. In corsia
5 Alex Suruk, Idros Oderzo. Alla 6 David Dallalana, Montebelluna nuoto. In corsia 7 Alberto Scandiuzzi, Rarinantes Venezia. Corsia 8 Francesco Vallotto, centro nuoto, le bandiere. In acqua la finale della categoria ragazzi, il record MCG è del 2020 di Massimo Chiarioni, 1:52,36. Antonio Luzzi, Sport Village, 1:57,62 in batteria. Passaggione qua giù di corsia numero 7, si mette là davanti Alberto Scandiuzzi, Rarinantes Venezia, con 26,45 su Alex Suruk, 26,60 in seconda posizione. Prossimo rilevamento ovviamente ai 100 metri, quando si va a compiere il giro di boa e superare la metà. Ancora resiste là davanti, ci prova dalla laterale Scandiuzzi, ai 100 metri piazza un 55,65. Alex Suruk doppio 5 doppio 8, David Dallalana 56,91. Prossima virata da questo lato sono i 150 metri, 23 centesimi di delta al rilevamento precedente. Vediamo adesso a 3/4, vicinissimi questi due atleti. Ancora Scandiuzzi davanti, 3 centesimi soltanto Alex Suruk, corsia 5. Ultima virata, 175 metri, Suruk 5, Idros, Scandiuzzi 7, Rarinantes Venezia, per aggiudicarsi la finale ragazzi maschi, secondo e terzo anno, testa a testa, vediamo sul filo, ed è forse alla 7 Alberto Scandiuzzi, 1:54,90, ha premiato il suo coraggio e resiste e si prende questa importante vittoria. Alex Suruk 1:55,04, Antonio Luzzi 1:56,26. 3 finali ragazze completate, in arrivo adesso le 2 juniores, chiamiamo il settore femminile. In corsia 1 Ginevra Zambon, Gymnasium Pordenone. Corsia 2 Sofì Gottardo, Montebelluna. Corsia 3 Gemma Sfoggia, Montebelluna nuoto. Corsia 4 Elena Savian, Gymnasium Pordenone. Corsia 5 Noemi Conte, Idros. Corsia 6 Alessia Castellan, Rarinantes Venezia. Corsia 7 Anna Marie Bonaldo, Idros. E in corsia 8 Martina Maxuti, Sporting Lodi. In acqua la finale junior femmine, il record dell'anno scorso dell'atleta in corsia 4 Elena Savian, 2:2,40. 2:8,14 questa mattina in batteria su Noemi Conte, 2:9,77 in corsia 5. Al passaggio dei primi 50 metri è proprio Elena Savian a condurre e guidare il gruppo. 29,71 per lei. Noemi Conte e Alessia Castellana, anche loro sotto i 30 secondi di passaggio. Prossima virata 100 metri.
una lunghezza di vantaggio su tutte. Elena Savian incrementare, passa a 60 e 49, 30 e 78 il suo secondo tratto. Noemi Conte 32,00, Gemma Sfoggia 32,25. Prossima virata sono i 150 metri e qui fa letteralmente la differenza. L'atleta del Gymnasium lotta contro se stessa e contro il cronometro, il suo stesso record 31,2, 1:31,76 l'intertempo. Dietro Conte sempre seconda, Gemma Sfoggia sempre in terza posizione e siamo però alle ultime bracciate. Record 2:2,40. Elena Savian si aggiudica questa finale junior con 2:2,82. 2:2,82, quindi Gemma Sfoggia 2:7,68, Noemi Conte 2:8,27 in terza posizione. Si va avanti con questo blocco di finali, in arrivo i 200 stile libero junior maschi. Lane number 1 representing Swimming Club Skopje, Dimitar Boshnakov. In corsia 2 Ivan Sartor, Montebelluna nuoto. Corsia 3 parte Federico Paoli, Triestina nuoto. Corsia 4 Philip Linder, Sport Club Meran. Alla 5 Andrea Zanin, Nottoli nuoto 74. Corsia 6 Lucas Herart, Sport Club Meran. Alla 7 Damiano Cappellazzo, Idros. Corsia 8 Riccardo Crosato, Idros Oderzo. In acqua la categoria junior maschi, il record del 2005 di Federico Colbertaldo 1:47,87. In corsia 5 Andrea Zanin, Nottoli in vantaggio con 25,01 il primo tratto. Subito a scavare un bel solco, oltre il secondo di vantaggio sul più vicino degli avversari che è Ivan Sartor con 26,09. Vediamo come si presenta ai 100 metri in cuffia blu l'atleta del Nottoli, Andrea Zanin. 52,09 di passaggio, Damiano Cappellazzo 54,11. In seconda posizione Luca Serart in terza 54,61. Dietro la bagarre per le medaglie, là davanti a spingere ulteriormente Andrea Zanin, 150, 27,74 il suo terzo tratto. Cappellazzo 28,8. Erhardt 29,3. Linder anche vicinissimo in corsia 4, ma siamo alla conclusione. Dominata questa finale, Andrea Zanin, corsia 5, va a vincere, occhio al tempo, 1:48,05.
a soli 18 centesimi dal record che rimane a Federico Colbertaldo, 1:47,87, ottimo davvero Zanin, 1:48,05. Damiano Cappellazzo 1:51,80, Philip Linder 1:52,69. E allora andiamo avanti, prossima finale, 200 stile libero assolute. Corsia 1 Caterina Maggiolo, Montebelluna nuoto. Corsia 2 Giada Piccoli, Nottoli nuoto 74. Corsia 3 Elena Masetto, Idros. Corsia 4 Maria Viscardi, Idros. Corsia 5 Nicole Polloni, Montebelluna nuoto. Corsia 6 Sara Rumbolo, Triestina nuoto. Corsia 7 Alessia Capitanio, Triestina nuoto. Corsia 8 Caterina Cozzini, Sport Village. In acqua allora questa prova è di fatto l'ultima finale individuale femminile, poi gli assoluti maschi, le premiazioni, il gran finale con le staffette. Il record di questa prova è del lontano 2007 di Federica Pellegrini, 1:57,66. In corsia centrale Viscardi su Polloni, 2 migliori tempi questa mattina in batteria. Al passaggio dovrebbe essere lo stesso ordine. E vediamo la conferma anche dall'Edwall, Maria 28,84, Nicole 29,13. Prossima virata, 100 metri, solo 29 centesimi la distanza precedente, adesso siamo a metà gara. Maria Viscardi 60,45, Nicole Polloni 60,60, Giada Piccoli 60,79 in terza posizione, in 34 centesimi soltanto racchiuse le prime 3 atlete. Vediamo adesso ai 150 metri, prova a sfruttare al meglio questo tratto, è Giada Piccoli in corsia numero 2 che mette la freccia e passa davanti. 31,92 il suo terzo tratto. Maria Viscardi 32,7, Nicole Polloni 32,7 anche per lei. Ultima virata e vasca conclusiva, Giada Piccoli, Nottoli nuoto in corsia numero 2, va a vincere con tempo ufficioso di 2:3,74. Dietro vediamo la lotta per le medaglie, Sara Rumbolo 2:5,47, Maria Viscardi 2:5,68 in terza posizione. Quindi ragazzi, sempre l'invito al podio per i premiati dei 200 stile libero. E allora andiamo a chiamare l'ultima gara individuale di questo venerdì 3 gennaio, finale assoluti maschi 200 stile libero.
corsia 1 Nicolas Bottoli, Ferrara Nuoto. Corsia 2 Cristian Ardemagni, Sporting Lodi. Alla 3 Samuele Ostanello, Idros Oderzo. Corsia 4 Alessio Sartoretto, Idros Oderzo. Alla 5 Matteo Munerotto, Quisp Bologna. Corsia 6 parte Giacomo Vettoretti, Montebelluna Nuoto. Alla 7 Florian Lex, Sport Club Mera. Corsia 8 Emil Guagni, Sport Club Meran. In acqua questa finale assoluti maschi, il record del 2009 di Cesare Sciocchetti, 1:46 e 34. Alessio Sartoretto e Matteo Munerotto, i tempi migliori nelle batterie, corsie centrali 4 e 5, corsia 3 Samuele Ostanello del Idros. Ritroviamo dopo la bella vittoria in apertura dei 200 misti, va a cominciare con 25,70 il suo due stile, Ardemagni 26,76, Sartoretto 26,78. Dall'altro lato per la nuova virata dei 100 metri Ostanello a fare letteralmente la differenza, più di una lunghezza di margine, vediamo 53,61 il suo passaggio dietro una lista di 3 atleti racchiusi in una manciata di centesimi. Sartoretto secondo, Ardemagni terzo e Munerotto lì in quarta posizione. Prossima virata 150, si rifà sotto Munerotto che scala fino alla posizione numero 2 e mette nel mirino Ostanello. 28,3 Munerotto, 28,1 Sartoretto, 29,1. Ultima virata in arrivo di questi 200 stile libero maschili e siamo alla conclusione e se la giudica in corsia 3 Samuele Ostanello, 1,50 centesimi. Matteo Munerotto 1,50,95. Alessio Sartoretto terzo, 1,53,36. E allora completato anche il blocco due stile, ragazzi potete pure liberare la vasca, noi andiamo a liberare invece la zona in prossimità del podio perché è arrivato il momento ancora una volta di andare a consegnare le medaglie, ancora una volta con la coppia che ringraziamo, Andrea Marin, assessore allo sport comune di Montebelluna, e Federico Colbertaldo, presidente Montebelluna Nuoto. Cerimonia di premiazione 200 stile libero ragazze. Al terzo posto medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto Zoe Favero. Secondo posto medaglia d'argento per l'Idros Benedetta Frullio. E al primo posto medaglia d'oro per l'Idros, vittoria 2,6,82 Linda Vendramini.
Cerimonia di premiazione dei 200 stile libero ragazzi maschi 2K11. Al terzo posto e bronzo per triestina nuoto Leonardo Braini. Secondo posto e medaglia d'argento per l'Hydros Riccardo Lula. Al primo posto medaglia d'oro per Adrian Monfalcone, 1:59.01 il suo tempo, Leonardo Frasson. Cerimonia di premiazione 200 stile libero ragazzi 09.10. Al terzo posto e bronzo per Sport Village Antonio Luzzi. Secondo posto argento per l'Hydros Alex Suruk. E al primo posto vittoria per Arenantes Venezia 1:54.90 Alberto Scandiuzzi. Cerimonia di premiazione dei 200 stile libero junior femmine. Terza classificata e bronzo per l'Hydros Noemi Conte. Seconda e argento per Montebelluna nuoto Gemma Sfoggia. E al primo posto medaglia d'oro per Gymnasium Pordenone 2:2.82 Elena Savian. Premiazione dei 200 stile libero junior maschi. Al terzo posto e bronzo per Sportler Meran Philip Lindner. Secondo posto argento per l'Hydros Damiano Cappellazzo. E primo posto medaglia d'oro e vittoria per Nottoli nuoto 74 1:48.05 Andrea Zanin. Cerimonia di premiazione dei 200 stile libero assolute femmine. Al terzo posto e bronzo per l'Hydros Maria Viscardi. Secondo posto argento per Triestina nuoto Sara Rummolo. E al primo posto medaglia d'oro e vincitrice per il Nottoli nuoto 74 con 2:3.74 Giada Piccoli.
Cerimonia di premiazione 200 stile libero assoluti maschi. Al terzo posto è bronzo per l'Hydros Alessio Sartoretto. Secondo posto argento per Wisp Bologna Matteo Munerotto. E al primo posto medaglia d'oro e vittoria per Hydros col tempo di 1,52 Samuele Ostanello. E questa era l'ultima premiazione, quindi di nuovo un grazie agli atleti e ai premiatori, e quindi siamo arrivati al gran finale, ovvero alla staffetta, la 4x50 stile libero mixed, quindi 2 persone del settore femminile, 2 persone del settore maschile. Sono 3 serie, quindi facciamo pur entrare la terza serie in piano vasca della staffetta 4x50 stile libero mixed. Andiamo a presentare le formazioni appunto della terza serie. In corsia 2 il Nuoto Club Azzurra 91 di Bologna, corsia 3 SC Nuoto, corsia 4 Ravenante Sadria Monfalcone, corsia 5 Antares Nuoto, corsia 6 Futura Club Prato.
SC Nuoto 1:48:63 con Nicolò Cappellini, Rafael Tota, Maria Teresa Rossano, Aurora Corbo si aggiudicano questa terza serie sulla ridante Sandra Monfalcone 1:48:74. Allora ragazzi, liberate pure la vasca e il piano vasca per permettere l'ingresso delle formazioni della seconda serie. Quindi entrano le squadre della seconda serie. In corsia 2 Nuoto Gemonese, corsia 3 Fanum Fortune Nuoto, corsia 4 Montebelluna Nuoto, corsia 5 Arca Team, corsia 6 Triestina Nuoto. Uno 42,80 la formazione corsia 4 del Montebelluna Nuoto con Gilberto Sottana, Giovanni Michelin, Emma Merotto e Zoe Favero. Su Arca Team 1:43,90 in seconda posizione. Allora ragazzi, sempre vi chiediamo gentilmente di liberare vasca e piano vasca e lasciamo spazio all'ultima gara di questo pomeriggio. Prima serie, staffetta 4x50, stile libero, mixed. In corsia 1 parte Lidros, Lazzarin, Fetisov, Basso, Conte. Corsia 2 Città Sport Vicenza con Cagnoni, De Mas Micheluto, Catanese, Rigolon. In corsia 3 Montebelluna Nuoto
Ferraro, Vettoretti, Polloni, Groppo. Corsia 4, Wisp Bologna, dalle rive Cappellari, Bonelli Fuchs, Bogdaneci. Corsia 5, Nottoli Nuoto 74, Zanin, Tormena, Piccoli, Serafin. Corsia 6, parte la Rarinantes Venezia, Scagliuzzi, Basso, Castellan, Masut. Corsia 7, Ginnasium Pordenone, Giacomini, Favot, Savian, Facca. Alla 8 Sport Club Meran, Erhardt, Spitaler, Ortler. Partita allora questa staffetta, il record dell'anno scorso di Montebelluna Nuoto, 1:37:19. In vantaggio Montebelluna con la frazione di Cristian Ferraro, 22:91. Nottoli Nuoto, i corsia 5, Andrea Zanin, 23:60, Wisp Bologna 23:70 in terza posizione. Montebelluna adesso con Vettoretti. Montebelluna Nuoto, Vettoretti 23:64 la sua frazione lanciata. In acqua adesso Nicole Polloni in terza frazione. Dietro Nottoli seconda, Wisp Bologna in terza posizione. Rientra tantissimo il Nottoli con Giada Piccoli in corsia 5. Montebelluna ancora davanti, Nottoli dietro, chiude il Montebelluna Alice Groppo, Nottoli Nuoto Margherita Serafin. Testa a testa e ultima vasca per assegnare la vittoria di questa staffetta. Nottoli alla 5, Montebelluna alla 3 ed è in corsia 5 Nottoli Nuoto 74, 1:38:67. Zanin, Tormela, Piccoli e Serafin. Seconda posizione la Montebelluna Nuoto, 1:38:91. Terzo posto Wisp Bologna, 1:40:00. Chiediamo la conferma alla giuria per cortesia, per ufficializzare tutto quanto. Confermati ufficiali i risultati di questa staffetta, quindi invito subito al podio Nottoli, Montebelluna e Wisp Bologna. Ragazzi, dobbiamo chiudere, quindi passate dopo dai vostri allenatori per il commento della gara e la fase dello sciolto, quindi vi chiediamo per cortesia di rimanere vicini al podio. Nottoli, Montebelluna, Wisp Bologna. Grazie. Allora, nel frattempo che prepariamo la zona del podio, io ne approfitto per ringraziarvi, ringrazio il gentile pubblico che ci ha seguito in streaming, tutte le persone che hanno lavorato, ovviamente Montenuoto, Montebelluna Nuoto, la squadra dei giudici, i cronometristi, tutto lo staff qui in Piano Vasca, e fin da ora vi do appuntamento a domani con il Day 2, la seconda giornata, stessi orari di oggi, quindi sempre alle 8:30 della mattina l'inizio delle gare. Arrivano qua tesserini, quello di Maria Basso che lo può ritirare dell'Hydros, quindi ragazzi per cortesia in zona podio delle tre squadre Wisp Bologna, Montebelluna e Nottoli. E allora andiamo al podio, cerimonia di premiazione, staffetta 4x50 sia libero, mixed. Consegnano le medaglie
Andrea Marin, assessore allo sport comune di Montebelluna, accompagnato da Corrado Menegon, direttore Montenuoto. Terzo posto, medaglia di bronzo col tempo di 1:40 e 00, CN Wisp Bologna. Paolo Dalle Rive, Pietro Cappellari, Agata Bonelli Fuchs, Victorita Alexandra Bogdaneci. Secondo posto, medaglia d'argento con 1:38 e 91, Montebelluna Nuoto. Cristian Ferraro, Giacomo Vettoretti, Nicole Polloni, Alice Groppo. E al primo posto, medaglia d'oro, e con la vittoria di questa staffetta è la società che si aggiudica anche il secondo trofeo Giovanni Menegon col tempo di 1:38 e 67. Andrea Zanin, Federico Tormena, Giada Piccoli, Margherita Serafin. Nuoto di nuoto 74. Questo quindi il podio. Al terzo posto Wisp Bologna, argento Montebelluna Nuoto, e come detto la società Nottoli Nuoto 74, oltre al titolo di staffetta e medaglia d'oro, si aggiudica il secondo trofeo Giovanni Menegon. E io ringrazio quindi gli atleti, ringrazio Andrea Marin, Corrado Menegon. Con questa premiazione è tutto per quanto mi riguarda. Si conclude ufficialmente la prima giornata, venerdì 3 gennaio del 25esimo Memorial Chiara Giavi. Di nuovo appuntamento a domani mattina per la seconda giornata. Grazie, buona serata e buona cena a tutti voi.